Tentativo fallito, l'Umana Reyer non riesce nell'aggancio alla prima in classifica, l'Armani resta lì sulla vetta 2 gradini sopra e si interrompe così anche la striscia positiva in campionato. La Reyer paga le condizioni fisiche non ottimali con le quali si è presentata alla sfida con il Banco di Sardegna Sassari vittorioso al Tagliercio 71-84. Abbiamo pagato comunque tanti giocatori che entravano e giocavano e hanno giocato anche in condizioni difficili oltre alle assenze. Non vuole essere una scusa, ma un dato di fatto. Il pubblico veneziano, che ha esaurito i 3.509 posti del Palasport, regala comunque una standing ovation riconoscendo quanto fatto finora dagli Orogranata. La squadra del coach De Raffaele paga le precarie condizioni di molti suoi giocatori. Stasera per alcuni tratti è stata invece frenesia nel voler recuperare, quindi con grande volontà da parte dei giocatori, ma con poca attenzione a ciò che veramente poteva servire. Ci siamo, secondo me, preoccupati troppo di recuperare in fretta. La formazione sarda gioca comunque molto bene con il collettivo, 4 i giocatori in doppia cifra e punisce con la precisione nel tiro da 3, 48%. La Reyer deve ripartire. Dobbiamo assolutamente avere la capacità di resettare, ritrovare subito degli equilibri, che questa situazione proseguirà.